in bagno a fare la pipì. Ah, ok, va bene. He fills my fantasies, visions of ecstasy. No Altra città, altri amici. keeps me on this short lease, and my guts and my bones ache, and I know together we fall apart, and nothing can live, nothing can thrive when you keep me in the dark, and you act so damn cold. La prima tappa del nostro giro a caso per Rovigo è un posto in cui ho passato 5 anni della mia vita. Un certo liceo artistico. Let it bleed, bleed, let it Oh mio Dio, ci sono ancora. Ecco il mio. Dove è il tuo? bleed, pour salt into the wound that you've caused me. Buongiorno. Buongiorno. Sai che sarai dentro il mio video? Per? Per nulla. Quando è il prossimo cosplay? Mi fai una domanda che mi mette veramente in crisi. Lo so che ti metti in crisi per questa, te la faccio. Volevo fare Icap, ma non so quando andrai comico. Ci vediamo a Rovigo. È difficile l'armatura. Sì, lo so. Puoi aiutarmi, me la fai? Che cosplay è? Icap. Il video può terminare qui, è stato veramente un piacere per tutti. Luca si può attaccarsi. Ciao. Addio. Continuo a camminare e continuo ad incontrare gente che ho conosciuto tra i banchi di scuola. Buongiorno, ciao. Sarai nel mio prossimo video. Ciao raga, salvato il pianeta. Siete andati alla manifestazione? Cioè, perché il portale era davanti al mio parrucchiere. E quindi te la sei guardata in mega schermo dalla vetrina. Oggi è venerdì 15 marzo e come in altre città d'Italia, qui a Rovigo è in corso una manifestazione a sostegno dell'ambiente. And they ache and I know, and together we fall apart. And you act so damn cold. Abbiamo visto che possiamo metterci insieme, che possiamo parlare, che possiamo inventare cose e renderle reali. Just let it bleed, bleed, let it bleed, just let it bleed, bleed, let it bleed, just let it bleed. La nostra prossima destinazione è il CUR, il Consorzio Universitario di Rovigo, dove ci uniremo con una mia amica per il pranzo in mensa. You've caused me. Ho capito chi è. Ma li conoscete? Sì. Ciao. Di vista probabilmente sì. Ciao. Tutto bene. Sono appena venuta via dal tirocchio, mamma mia. Perché? C'è la gente che si strappa i cateteri dalle braccia quando io devo andare via, capito? Una zampillata di sangue. La ragazza con cui ci siamo uniti si chiama Emma e studia infermieristica qui a Rovigo. Verrà intervistata insieme alla mia ex compagna di classe che oggi mi ha fatto compagnia, Maria Vittoria, per gli amici Mary. Prendiamo della pasta con un sugo che assomiglia a qualcosa di strano, ci sediamo in un tavolo ed iniziamo. Oggi siamo a Rovigo, come se non si fosse capito da questi tavoli vuoti, che stanno ad indicare la desolazione di questa terra, la noia, il non succede mai nulla, una persona che passa. Ciao a tutti, sono Emma Persola, sono al secondo anno di infermieristica e oggi ho fatto spurgare pus dalle braccia di una persona. Ciao, io sono Maria Vittoria, studio a Ferrara, ma oggi Luca mi ha preso in ostaggio a Rovigo e niente. Dopo 5 tentativi vi faccio la domanda del giorno. Allora, quale letterato in una sua opera descrisse Rovigo come una città delle rose? Matteo Maria Bonardo, Niccolò Machiavelli, Torquato Tasso o Ludovico Ariosto? Allora, di sicuro non Ariosto, neanche Tasso, coso. L'indecisione era tra la prima e l'ultima. Che era Ariosto l'ultimo? Comunque. Ah, vabbè, allora sto Però la Bonardo. prima. Maria MMB. Allora, avete risposto Matteo Maria Boiardo, ovvero la prima opzione. E siete delle quasi rovigotte doc. Perché? Perché avete sbagliato? No! La risposta giusta era Ludovico Ariosto, che l'aveva detto sull'Orlando Furioso! Allora Luca, visto che purtroppo la situazione a Rovigo fa pena, ovvero che non c'è nessuno, proprio nessuno, adesso vi faremo vedere la mensa, dobbiamo andare fuori a cercare una vittima per te, mi dispiace.
dispiace tanto. E così, visto che per terminare l'episodio devo andare ad attaccare bottone con qualcuno, siamo usciti, alla ricerca di forme di vita. Camminata della tristezza. Non c'è nessuno! Guarda, è tutto vuoto, questa è Rovigo, guardala. Questa è Rovigo. Cioè io ho detto, facciamo un episodio a Rovigo, la vita sociale è altissima, cazzo, non c'è nessuno. La situazione è disperata, la tensione alle stelle. Io parlo con la panchina a sto punto. Ma all'improvviso un gruppo di ragazze si materializza davanti ai miei occhi. La mia occasione. Top. Ragazzi, cagatemi tutti. Cagatemi tutti, stiamo facendo un sondaggio per decidere se Rovigo fa schifo o fa tanto schifo. Ok? Quindi voglio sapere i vostri pareri. Tu, secondo te Rovigo è una bella città? Bellissima, Bellissima, anche io lo penso. È proprio bellissima. Lei invece? Wow. Wow, cioè è proprio spettacolare. Guardate quanta gente, quanta vita sociale. Noi siamo sempre felici di venire, no? Noi ci stiamo affezionando. Stiamo veramente. Io devo venire poi. E così mi sono fatto dei nuovi amici. Le amicizie sono importanti. Voglio dire, se un giorno diventerò un serial killer, la ragazza con gli occhiali potrebbe aiutarmi a nascondere i cadaveri. Ok, forse questo è un esempio un po' forzato per spiegare come funzionino le amicizie. Per concludere in bellezza, abbiamo deciso di immortalare il momento con una foto. You say you want this money, nigga, then what's the hold up? If you really bought this paper, then what's the look? Net parcel the great bag. Hai visto la storia di prima? Te lo giuro, no, io te lo giuro, eravamo in mensa, non c'era nessuno. Quindi alla fine abbiamo detto, vabbè, usciamo, abbiamo trovato sto gruppetto di studenti, ma vicino così a cazzo, proprio. Il ragazzo con cui sto parlando, che si chiama Pansy, è un amico che studia qui a Rovigo che non ha potuto essere presente nell'episodio di oggi. Anche mio cugino Federico e Bianca, una mia ex compagna di classe, avrebbero voluto partecipare. Ci saranno sicuramente delle occasioni in futuro in cui appariranno in un mio video. Bitches